Le locali dell'FC Volley Fontaniva, in divisa azzurra, schierano la formazione tipo con Serena Scopel, alzatrice, Cinzia Zaninello, opposto, Cristiana Parenzane e Giulia Gasparin, schiacciatrici, il capitano Mila Rizzo ed Erika Montemezzo, centrali, Roberta Curto, libero. Guidano lo staff tecnico Cristian Magro e il secondo Gianpietro Bertoncello. Le ospiti del General Filter Paese in maglia bianca, allenate da Alfonso Petrone e Alessandro Tacconelli, giocano con Giulia Piva, alzatrice, il capitano Cristina Gallina, opposto, Jessica Belliero e Sabrina Feltrin, schiacciatrici, Giulia Durighel e Sara Bosello, centrali, Serena Festrin, libero. Le locali iniziano bene, soprattutto in ricezione e a muro, portandosi sul 5-2, ma il Paese risponde coi punti della centrale Bosello e col servizio vincente della Gallina, rientrando sul 7 pari. Mila Rizzo sale in cattedra, murando 2 volte la Feltrin, sostituita dalla giovanissima Pamela Spresian, classe 94. Rizzo e Parenzan costruiscono il break dell'FC Volley, che stacca le trevigiane sul 13-8 e gestisce comodamente il vantaggio fino al termine del set, quando le ospiti forzano il servizio con Sara Bosello, mettendo in difficoltà la ricezione della Gasparin. Il Paese si avvicina sul 22-20, ma la stessa Gasparin si riscatta con un mani fuori determinante. 23-20 per le azzurre di casa, che conquistano il parziale per 25-22 col primo tempo vincente di Erika Montemezzo. Il Paese, gravemente penalizzato da 4 importanti defezioni, riparte con Pamela Spresian confermata in banda per la Feltrin. Il ritmo e la qualità del gioco si abbassano notevolmente a causa dei continui errori. Battute in rete, ricezioni approssimative, alzate fuori misura e fallose si sprecano. Le squadre fanno l'elastico con la lieve prevalenza delle locali, che si esaurisce sul 14-12 quando i contrattacchi vincenti e l'ace della Gallina ribaltano la situazione proiettando il General Filter sul 16-14. Le ospiti crescono in difesa, incrementando il gap sul 18-15, ma le azzurre possono contare sul valido contributo in attacco della Gasparin e della Montemezzo a muro, rientrando sul 18 pari. Segue il nuovo allungo trevigiano sul 20-18. Le difficoltà per le ragazze di coach Magro derivano soprattutto dalla ricezione insicura. Non fa eccezione nemmeno il libero Roberta Curto, abitualmente impeccabile. Se la seconda linea soffre, non così il muro padovano, che blocca 2 attacchi avversari con Zaninello e Parenzan. L'FC piazza un micidiale break di 6 punti, aggiudicandosi il secondo set con la schiacciata vincente di Cristiana Parenzan. Le ospiti ripartono mettendo pressione alla ricezione padovana. Curto e Gasparin continuano a soffrire obbligando l'alzatrice Scopel ad affannosi spostamenti. Il Paese si avvantaggia sul 5-1, ma subisce la pronta reazione delle locali, che rientrano sul 6 pari. È ancora il muro l'arma in più dell'FC Volley, con Zaninello, Montemezzo e Rizzo autrici di una prova maiuscola. Ad alcuni pregevoli attacchi si alternano grossolani errori in ricezione, negli appoggi e diverse alzate fuori misura da ambo le parti. Gallina e Bosello da un lato, Zaninello e Gasparin dall'altro tengono i sestetti in perfetto equilibrio. La 11 è l'unica che sta tirando, dalla prima e dalla seconda linea. Bloccata quella, il resto, il centro 1 contro 1 e il resto si tira. Giulia Piva si affida al braccio di Cristina Gallina, ma il muro dell'FC riesce a fermarla, innescando il break che proietta le azzurre sul 20-17, dando la svolta alla frazione. Altri 2 gravi errori in fase di contrattacco e di ricostruzione condannano il Paese, che viene staccato sul 23-19. L'attacco vincente di Giulia Gasparin è il preludio alla vittoria dell'FC Fontaniva, che arriva con la pipe errata della Gallina. Sicuramente potevamo giocare molto meglio, anche se ogni set è stato tirato fino alla fine. E pecca anche il fatto della nostra poca esperienza, visto che siamo una squadra giovane e anche abbiamo subito molti infortuni e quindi non abbiamo tanti cambi. Speriamo che con i prossimi allenamenti potremo migliorare, diciamo, le parti tecniche e a trovare la forza e la voglia per poter portare a casa i prossimi punti contro il Galante. Sarà una partita decisamente impegnativa, ma noi daremo il massimo. Tutto sommato la partita di stasera non è che mi sia dispiaciuta tanto, abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità. Abbiamo in questo momento pochi margini di miglioramento in prospettiva futura, perché effettivamente lavoriamo sempre a ranghi ridotti.
La cosa buona è che nonostante tutto riusciamo sempre a lottare, ogni partita abbiamo portato a casa punti pesanti anche con formazioni di alta classifica, e questa è la cosa che più di tutte mi sta dando delle soddisfazioni quest'anno. Abbiamo portato a casa anche questa sera i 3 punti, la partita poteva andare anche meglio sulla gestione dei centrali, però abbiamo messo giù palloni in modo positivo sia in opposto che in banda e speriamo che anche la prossima partita vada così. Partita buona per i 3 punti portati a casa, sicuramente abbiamo fatto un primo set abbastanza buono, abbiamo lavorato bene con i centri, abbiamo spinto bene in battuta e le ricezioni sono state valide. Sicuramente nel secondo set abbiamo calato la ricezione, abbiamo spinto di meno in battuta e non abbiamo giocato con i centrali, quindi abbiamo giocato poco, abbiamo servito poco i centrali, abbiamo pagato un po' per questo. Sul terzo set siamo stati sottotono sicuramente con la fase di ricezione, abbiamo pagato di più. Abbiamo lavorato ancora meno con i centri e quindi abbiamo avuto un gioco più scontato in posto 2 e in posto 4. Comunque abbiamo lavorato bene in difesa nel contrattacco e siamo riusciti comunque a portare a casa il risultato. Siamo partiti quest'anno con un nuovo logo FC Volley, un bel logo e con delle nuove proposte, con delle nuove atlete, e stiamo raggiungendo anche attraverso il sito dei buoni risultati, un sito dove ci sono tante novità ed è stato realizzato da poco, concluso da poco questo sito dove ci si può collegare in qualsiasi momento. Gli obiettivi di questa squadra è quello di raggiungere, l'obiettivo è quello di raggiungere il massimo, sono giovani, belle, preparate, ce la possiamo fare di raggiungere le prime posizioni.